Fabrizio Luques, presidente di Carniacque, ultimi accadimenti legati alla società, si è avviato il percorso di fusione con il CAFC, ma come questo si potrà evolvere? Allora, il percorso di fusione, lo ripeto, è un obbligo purtroppo di legge derivante dall'ultima legge del 2014 nazionale e per adesso i due CDA delle aziende, quindi gestore unico individuato CAFC e Carniacque, hanno stilato un preaccordo di intesa di procedura di fusione che prevede un cronoprogramma che dovrebbe concludersi per questioni anche finanziarie di bilancio al 31/12/2016. La richiesta dell'azienda però era di mantenere la gestione salvaguardata al 31/12/2017, salvo una estinzione anticipata per intervenuta fusione con il CAFC per ovvi motivi anche di gestione aziendale, ovvero nel caso in cui il cronoprogramma per motivazioni non imputabili alle parti, né a CAFC né a Carniacque, non potesse venire rispettato. Faccio un esempio: per procedere a queste fusioni di aziende di un certo tipo, quindi SPA, è prevista anche una perizia giudiziale sui valori di concambio delle azioni. La perizia giudiziale è a nomina del Presidente del Tribunale e il perito ha una sua tempistica che non può essere controllata o prevista dalle parti con l'autoanticipo, e quindi ritenevo opportuno che la gestione fosse confermata al 31/12/2017, ecco il perché delle mie uscite pubbliche in tali termini. Ad oggi però la Cato non mi ha comunicato l'esito dell'assemblea tenutasi ieri e quindi non posso confermare né smentire la durata della concessione. Pensando a cosa potrà capitare al cittadino nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che rassicurazioni o che allerte dobbiamo dare? Allora, al cittadino nell'immediato non dovrebbe accadere nulla di particolare, la gestione passa a un altro ente pubblico controllato dai comuni e le tariffe sono previste dal piano d'ambito in vigore, dal PEF del piano d'ambito, prevedono un aumento controllato del 6% all'anno, e quindi fin tanto che non viene cambiato questa previsione del piano d'ambito, per i cittadini rimarrà l'aumento delle tariffe programmato, come è già successo con Carniacque negli ultimi 3 anni.